sembra che amano i camperisti. È passata una macchina sgommando, ha fatto tutte le sgommate in mezzo ai camper, poi ne è passata un'altra che ha suonato il clacson, perché magari pensava che stessimo dormendo, invece no, non stavamo dormendo. Figurati te, se ero con Alessia il bambino, no, io già alla Sardegna ti ho già messo una croce sopra, perlomeno in camper, Mi scusi, lei non può stare con il camper qui. No, quando questo parte non finisce più. Adesso per 2 settimane ce l'hai tutti i giorni. Ma capiterate dopo. No, beh, se ci fermano e ci dicono scusi, lei non può stare col camper qui, mi piego dalle risate. Sì, beh, per forza, perché hai fatto lo spooling, hai fatto, no? Che bello quel baretto, bellissimo. Sembra che stiano tirando sulle alghe, però ho la convinzione che le alghe le tirino davanti alla concessione balneare e la parte libera invece la lasciano così. Staremo a vedere. Ma secondo me è comunque controproducente far così, perché già che hai fatto 30 fai anche 31, perché questo 31, anche se i tuoi bagnanti del tuo stabilimento, vedi che chi ha gli ombrelloni non ha le alghe, non vengono qui, comunque vedono un panorama, un ambiente bello, hai capito? Cioè, è come dire, nel mio ristorante lascio la parte del vicino piena di merda di cani perché non è mia, non è compito mio pulirla, però comunque i tuoi clienti mentre mangiano guardano fuori e vedono la merda, capisci? Non è intelligente secondo me sta roba. Cioè, quel ruspe, sai che vuoi tirare su anche qua? È una questione di mentalità. Io oggi volevo solo descriverti una mentalità, nient'altro, che non è ovviamente collegata alla Sardegna, perché questa mentalità c'è un po' ovunque. Mentre i vecchi di una volta, quando scopavano il viale, scopavano anche quello del vicino, se dopo magari diceva guarda il vicino che pantalon, ok? Quindi della serie che quello che non ha voglia di far niente, così insomma, ecco, no? Però tiravano su anche la parte sua perché fa brutto, faceva brutto. Oh, questa è Sardegna, e anche tanto bassa come piace a me, c'è chi non da camminare adesso può arrivare fin là. È importante dare sempre delle informazioni costruttive, o meglio delle informazioni in generale, quanto ad esempio, non so, uno può pensare, viene qui, c'è sto a mollo tanto, c'è l'acqua calda, no, l'acqua è fredda, però insomma credo che quando ci sono queste belle giornate con l'acqua trasparente, il fatto che è fredda entra nel dimenticatoio, no? Ti viene da tuffarti, magari esatto, sì, aspetti un attimo che i tuoi amici si buttano per darti coraggio, no? È una sorta di bullismo nei confronti della vita, non lo so. Sei come quando ci provi anche con le ragazzine, adesso andiamo fuori dal discorso del bullismo, sai, provi la timidezza eccetera eccetera, vai in compagnia, ti butti dentro in acqua, hai capito? Quindi io sto aspettando che la compagnia che si butti in acqua per darmi coraggio. Ciao, scusa, che lavoro fai per poterti permettere questo costume? Sono un influencer barra content creator barra online marketing. Dai che passa! Ma sai quanto ho apprezzato la pinza di ieri sera, sì? E le pizzette? Le ho apprezzate tantissimo. Sì, la pinza. Forse perché eravamo partiti proprio con l'idea della pizza, anche se non ecco, è un bello sfondo per te questo. Cosa? Per farti qualcosa, è come un... Oh, ecco qui l'Instagram che aspettavamo finalmente, porca miseriazza zozza! Questa è bella, questa è Sardegna. Cazzo. Cesco, direi che è giunta l'ora. Facciamo l'ora del tutorial su come tuffarsi qua, così, cioè in questo preciso a spiaggia, in questo preciso momento proprio. Ok, allora, prima di tutto alzarsi in piedi. Ok. Secondo, ma molto importante, sì, tuffarsi. Così.
quindi con quel movimento laterale pelvico avete visto che eventualmente rimandate indietro il video se non... Tutto esclusivamente gratis comunque. Beh, ovvio. Giustamente Marco, conoscendo, ha detto ragazzi che questo è il momento giusto, perché per un discorso di giochi di luce l'acqua prende questo colore veramente celeste, proprio celeste piscina. In più la GoPro dovrebbe fare quelle venature che per carità esistono anche nella realtà, però le fotocamere, le videocamere le evidenziano, vedi queste specie di venature di luce. L'angolo culturale del vento, quello me l'ha anche appena detto, poi si cazza se mi dimentico, ma sì, non è così, ha una memoria strana. Allora, lui mi ha appena detto, no, ma ricollego perché è bello anche ricollegare. Adesso c'è il vento freddo, quindi questo vento è maestrale. No, non è maestrale. Cos'è? La chiamano grecale, però è per la nostra bolla, il contesto. Il maestrale non c'è da dire. Ok, quindi questo è grecale. Arriverà lo scirocco, che è caldo, e arriva da, io lo so, da sud-est. No, la vedi? E basta. Ha detto, cioè, i venti più interessanti almeno per il posto, Che acqua fenomenale, veramente, piscina. E aspetta quando arriva lo sciroppo, per carità, vedi, nella vita non si è mai contenti, no? Cioè trovi, non so se magari capita anche a te, no? Che raggiungi un po' una perfezione, non so, ti stai tipo rilassando, va tutto bene, però c'è sempre qualcosa, dici ma ho fame, ho sete, vorrei il libretto, questo e quello. Al 3. Ah, in figa! Preda! Non stiamo andando a infrattarci. Ho capito, ma da guardarlo dall'altra parte. Andare più avanti, vediamo più avanti com'è. Mi dicono che in Sardegna non ci sono serpenti velenosi ma solo bisce, quindi mi cava anche un fiato che la piacevole ansia dell'avventura. Sai, noi squai, noi serpenti velenosi, noi anaconde, noi niente, noi orsi, noi tigri, noi eufrate. Il canale di Suez. Che spiaggia che c'è dall'altra parte. Dove? Dall'altra parte capivo, dammi tempo. Vediamo, sì, andiamo. Tirare così a freddo il cervello, cioè come a macchina, prima ti scaldi e dopo ti corri, compagno, e il cervello sigano. Attraversare a nuoto? Certo, nuoto, ma 5-3 metri. Ah, ok, uomo. Tanta roba, mi sembra molto bella, mi sembra più o meno come la spiaggia che raggiungeremo nei prossimi giorni, solo che qua ci arriviamo magari con 100 metri, i prossimi giorni ci arriviamo con non so quanti chilometri di fatica estrema, dove c'è la gente che ti controlla all'ingresso se hai acqua a sufficienza. Avete ansia, cioè, cazzo, devo attraversare il deserto del Sahara. Vabbè, dai. Ho il 17% di batteria perché deve essere una semplice perlustrazione, quindi godiamoci, godetevela anche voi. Io vi ho sempre dato i nomi delle spiagge, quindi collegate sempre i miei movimenti, i miei spostamenti. Io non mi sono ancora spostato dall'ultima spiaggia della quale ti ho detto il nome, quindi queste puntate, mi raccomando, funzioneranno sempre così. Ogni volta che arrivo in un posto nuovo ti dico dove sono, però dopo mi dimenticherò ovviamente dove sono, quindi ricordati sempre la prima volta che io parlo. Ciao signora Lucertola. Signora Lucertola?
Oh, la baby, no, è più bello di là secondo me che c'è l'acqua più chiara, però qua c'è la baby Singano Pool, per quando Singano non vuole affrontare le orche marine e gli squali bianchi. Quindi tu mi stai dicendo che noi praticamente siamo abusivi perché avremmo dovuto entrare di là e pagare il biglietto per entrare in questa spiaggia parecchio deserta e contemporaneamente anche un po' omosessuale. Difatti non ti nego i miei timori e le mie paure in questo momento. Siamo sbucati in questa altra spiaggetta, adesso bagnetto si riprende. Oh, bella, bella, bella. Questa non è neanche tanto ghiacciata, ragazzo mio, ti ci puoi buttare. Caldogno salguado. Ciao, scusa, che lavoro fai per poterti permettere quegli occhiali da sole? Il content marketer. Come che era? Come che era? Che cosa? È il riscaldamento del Tai Chi. Questo è il riscaldamento del Tai Chi. Ah, Ma devi girare? così è il riscaldamento del Tai Chi. Guarda il viso, guarda. Proprio, ok. Oggi è piena. Vuoi partire una scena fantastiana, ma va bene. Hai avuto non fate un mojito a sera? Daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up their glasses. No expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday, happy birthday. And I feel the way that every child should. Sit and listen, sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. Find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very